Buongiorno a tutti, io ringrazio la professoressa Conforti e anche la professoressa D'Amelio per avermi dato la possibilità di partecipare a questo convegno. Nel marzo del 1923 Mussolini, che da poco è diventato il nuovo capo del governo, incarica personalmente l'architetto romano Armando Brasini di redigere il progetto per un monumento nazionale alla vittoria. Il luogo che viene scelto è la città di Gorizia. Non a caso questa città è importante perché è la sede, è il teatro dove si svolgono le principali battaglie della Prima Guerra Mondiale. L'iniziativa è in realtà strettamente correlata a un altro progetto, in particolare lo scioglimento del concorso che viene indetto per la realizzazione del monumento al Fante, che avrebbe dovuto sorgere sul Monte San Michele, poco distante da Gorizia. Questo è il progetto che vince il secondo grado di Eugenio Baroni. Il fallimento di questo concorso e la decisione da parte di Mussolini di affidare direttamente a Brasini l'incarico di progettare un'opera commemorativa sono un chiaro segno di svolta politica. Infatti i risultati che sono ottenuti da questa gara non sono soddisfacenti e non rispecchiano i valori di eroismo e di vigore che Mussolini vuole trasmettere agli italiani. Il monumento di Baroni infatti non esalta la vittoria italiana, ma ne descrive piuttosto la sofferenza e la perdita che sono legati al conflitto. Margherita Sarfatti dirà che c'è troppa madre e poca vittoria in questo progetto e quindi è una dimostrazione più di debolezza che di forza. Il sacrificio dei caduti durante la Prima Guerra Mondiale deve invece servire da esempio alle nuove generazioni e deve diventare la base su cui deve essere fondato il mito dell'uomo fascista. Quindi il ricordo e la commemorazione dei caduti acquista quindi una valenza fortemente propagandistica per il fascismo e diventa quindi fondamentale la costruzione di architetture e di spazi architettonici che siano adatti a questo scopo. Da un lato a commemorare i caduti, ma allo stesso tempo a fungere da scenografia per il culto della patria e soprattutto per la celebrazione dei rituali fascisti. L'architettura e quindi anche i monumenti devono in qualche modo insegnare agli italiani a diventare un popolo e questo insegnamento deve essere controllato e disciplinato dallo Stato seguendo un serrato programma iconografico. A sostegno di questo programma ci sono due figure molto importanti che influenzano fortemente le decisioni di Mussolini in campo artistico e architettonico e sono Ugo Ietti, che vediamo qui sulla sinistra, quindi quello col cappello in basso a sinistra, e Margherita Sarfatti. Entrambi infatti contatteranno, nel caso di Gorizia, Brasini alcuni mesi prima di Mussolini, nel febbraio del 1923. Sia Ietti che Sarfatti conoscono i lavori di Brasini e riconoscono nei disegni dell'architetto la monumentalità romana e classica a cui deve aspirare, guardare il fascismo per le future realizzazioni architettoniche e urbanistiche. Sia Ietti che Brasini vogliono un ritorno alla classicità e all'architettura romana. L'architettura romana e grandiosa che Brasini sceglie di disegnare per commemorare la vittoria italiana a Gorizia è un arco di trionfo. L'architetto disegna una scalinata monumentale che conduce da Piazza Vittoria, che è questa qua sotto, dove si vede l'ombra di quella che è la chiesa di Sant'Ignazio, che conduce appunto da Piazza Vittoria fino al castello che si trova alla sommità del colle. La collina viene interamente scavata per inserirvi una scalinata monumentale che è suddivisa su due rampe e che è chiusa ai fianchi da alcune aree e steli. Al termine della gradinata Brasini disegna quella che viene chiamata la piazza della Porta Trionfale, che è chiusa sul fondo proprio da un arco di trionfo che delimita anche l'accesso alla prima cerchia delle mura che poi portano al castello. L'arco, così come viene descritto da Brasini, riprenderà le proporzioni dell'arco di Tito, avrà una pianta quadrata ad un unico fornice e sarà sormontata da un piano attico le cui estremità sveteranno 4 statue raffiguranti la vittoria. Purtroppo di questo progetto io ho trovato solo questo disegno, quindi non ho altre immagini da mostrarvi. È chiara però la volontà di Brasini di prendere a modello per il suo intervento l'architettura dell'antica Roma, che assume in questa città di confine un chiaro valore politico. Infatti Gorizia, appunto, confinando
all'estremo confine est dell'Italia, dovrà mostrare la sua appartenenza all'Italia, il suo legame con Roma e la sua dipendenza al fascismo. Il monumento goriziano non verrà realizzato, ma non rappresenta un episodio singolare, isolato. Infatti Brasini elabora in questi stessi anni, negli anni 20, diverse proposte che sono poco conosciute e tutte rimaste sulla carta, quindi tutte irrealizzate, e che riguardano sempre la commemorazione della vittoria e dei caduti. Contemporaneamente al progetto di Gorizia, proprio negli stessi mesi, Brasini studia un monumento ai caduti per la città di Treviso. Anche in questo caso si tratta di un incarico diretto, quindi non viene bandito alcun concorso, e come per Gorizia Brasini riceve il sostegno di Ugo Ietti. L'architetto disegna quello che chiama il Passo della Vittoria, reinterpretando, come dice lo stesso architetto, un arco di trionfo. Una breve via romana racchiusa tra due mura contraffortate, dove i visitatori o comunque le persone che andranno a visitare questo monumento dovranno passare attraverso. Ecco, questo è il bozzetto. All'interno di queste due mura contraffortate ci saranno delle lapidi che riporteranno i nomi dei caduti trevigiani. Il monumento viene pensato alto 14 metri e largo 16, mentre la via sacra compresa tra le due mura sarà larga 6 metri. Questo è il bozzetto che viene esposto a Palazzo Venezia e si vede come anche in questo caso, anche in questo progetto ci sono chiari riferimenti all'architettura dell'antica Roma. Negli stessi anni Brasini disegna altre soluzioni di opere commemorative. Di questi progetti si possiedono ancora poche notizie e non si sa neanche la collocazione precisa di molti di essi. Tra questi c'è il monumento alla vittoria per Monte Pizzocco, che si trova vicino a Vittorio Veneto, che viene realizzato tra il 1918 e il 1922, dove anche in questo caso Brasini utilizza il motivo dell'arco di trionfo, che si trova in questo punto. Probabilmente sono degli accessi al monumento vero e proprio, questo è un particolare. Il Tempio della Vittoria, che è datato 1922, ma del quale non si conosce l'ubicazione. E anche qui questo è un altro disegno. Anche in questo caso nell'ingresso Brasini riutilizza di nuovo il dettaglio dell'arco di trionfo. Questi progetti, come quello per Gorizia e quello trevigiano, sono accomunati da un grande impatto scenico e dalla volontà di realizzare un'architettura capace di emozionare e di coinvolgere emotivamente lo spettatore. Ci sono forti richiami alla romanità, ma soprattutto c'è questa ripetizione del motivo dell'arco di trionfo. La scelta di coinvolgere Brasini sia a Gorizia che poi e anche a Treviso non è casuale. L'architetto infatti è noto per la sua capacità di immaginare scenari monumentali evocativi e questa sua dote di disegnatore è riconosciuta e apprezzata appunto come già ricordato, da Oietti e Sarfatti, perché è proprio strumentale al loro progetto di ritorno alla tradizione romana e all'architettura classica, ma è divulgata anche da Paolo Rano nella pubblicazione L'Urbe Massima, che viene edita nel 1917, dove sono illustrati alcuni dei progetti ideati da Brasini per la capitale. I disegni che sono pubblicati e commentati da Orano mostrano chiaramente un modello di città monumentale in cui rivivono i fasti della Roma imperiale, a cui si aggiungono anche alcuni richiami all'architettura barocca. Qui si vede ad esempio il progetto che Brasini pensa per una espansione della città di Roma sulla via Flaminia. Qui in fondo, vediamo se trovo, c'è Piazza del Popolo e lui realizza un doppio colonnato che si sviluppa lungo la via Flaminia per arrivare al Tevere, dove due sistemi di ponti superano il fiume per poi arrivare a questo monumento che farà da contrappunto al monumento per Vittorio Emanuele, ed è un monumento a Dante. Brasini infatti colloca questo mausoleo in onore di Dante a ricordo della civiltà e della storia italiana.
Questo monumento è un fuoriscala enorme, infatti si vede chiaramente, a pianta esagonale e è a forma di tronco di piramide. Secondo l'idea di Brasini, questo edificio doveva superare l'altezza della Basilica di San Pietro, raggiungendo i 160 metri. I riferimenti che Brasini utilizza per realizzare questo edificio sono quelli dei mausolei romani, ed è una tipologia, questa del tronco di piramide per i monumenti, che Brasini utilizzerà più volte. L'abbiamo visto come lo ripropone nel 22 per questo monumento alla vittoria, ma lo riproporrà anche negli anni a seguire, come ad esempio per il progetto che Brasini realizza per il Palazzo dei Soviet, e questa è una sezione, ma è anche per questo progetto di Mole Littoria che realizza nel 1937, dove appunto fa vedere come San Pietro viene letteralmente inglobato in questo suo edificio. Il richiamo alla monumentalità romana è ancora più evidente nell'arco di trionfo che viene collocato all'inizio sempre sulla via Flaminia, ed è questo, dedicato all'unità d'Italia in memoria della civiltà latina. L'arco è, come viene descritto da Orano, un monumento al re soldato e a chi in quel momento sta combattendo sul Carso per la patria. Presenta 2 ordini, è sviluppato su 2 ordini, misura 50 metri di larghezza e circa 25 in altezza. L'arco di trionfo ritorna molto spesso nelle architetture di Brasini ed è soprattutto un archetipo che è riconosciuto da Oietti come modello per i monumenti ai caduti e simbolo di quella romanità che doveva essere ripristinata dal fascismo. Nel 1924 Brasini si occupa del disegno di un arco trionfale che doveva essere costruito nella capitale in occasione del secondo anniversario della Marcia su Roma. Era un arco effimero e Brasini realizza parecchi schizzi, io ve ne faccio vedere alcuni, dove il motivo del fascio littorio compare più volte, o sotto forma di colonne o come elemento decorativo. Qui si riconosce vicino proprio all'arco, e questi sono altri esempi. Questa soluzione, quindi di utilizzare il fascio littorio all'interno nell'arco e soprattutto sotto forma di colonna, richiama chiaramente il progetto di Piacentini per Bolzano, che in qualche modo sostituisce il progetto di Brasini per Gorizia, che era questo, e quindi il progetto per il Monumento alla Vittoria, e proprio Brasini in più occasioni descrivere l'opera piacentiniana come un torto personale subito da Piacentini, uno scippo, e dice come i suoi progetti per gli archi di trionfo che ha sviluppato appunto a Roma per la commemorazione della Marcia su Roma siano stati poi presi da Piacentini e riutilizzati, ma soprattutto Brasini fa riferimento a un altro progetto, a questo ingresso monumentale a Villa Borghese, che viene realizzato in occasione della Mostra Romana dell'Architettura e dell'Industria. E scrivendo proprio una lettera a Oietti, Brasini dice: «Non commento il progetto di Piacentini per Bolzano perché in parte è plagiato dall'arco di Villa Borghese che a te tanto piacque, ma quale differenza non ti pare l'abbia storpiato?» Ecco, io ho fatto. Grazie di questo contributo molto interessante. Approfitto per ricordare a tutti i relatori che verranno pubblicati gli atti. Immagino che Maria Grazia D'Amelio non l'ha detto. Ecco, gli atti verranno pubblicati, quindi non è un'osservazione oziosa, ma è finalizzata a chiedervi di predisporne una versione da stampa entro la fine di giugno. La nostra ambizione sarebbe infatti di pubblicarli entro la fine dell'anno. Bene, ora l'intervento di Renata Codello, soprintendente dal 2006, è stata soprintendente a Venezia, poi una breve
parentesi romana troppo breve per i romani, troppo lunga per i veneziani, ora di nuovo in Veneto e in Friuli, ma Renata, per gli studiosi di storia dell'architettura e gli appassionati, attenti cultori del restauro, è un personaggio cardinale, nel senso che i suoi contributi, sia teorici, pubblicazioni, sia operativi, vi ricordo soltanto il suo contributo fondamentale ai lavori di restauro e di rinnovo e recupero del sistema del complesso museale dell'Accademia Venezia, la passione con cui è riuscita a portare a termine quello che sembrava una chimera, cioè Venezia, che si apre alla contemporaneità. I gravi smacchi subiti da Le Corbusier, da Louis Kahn, da Wright, eccetera, sono in un certo senso stati risarciti dagli ultimi 15 anni veneziani, in cui grazie a Renata Codello, Tadao Ando, Renzo Piano, David Chipperfield e l'elenco potrebbe proseguire, hanno lasciato un segno molto significativo sulla città, dimostrando che Venezia non solo è in grado di reggere la modernità, ma addirittura si arricchisce e potenzia la sua già eccezionale qualità urbana e architettonica. Basta, non perdo altro tempo. Grazie. Arena. Grazie.